nuovo DPCM rivoluziona lo shopping, blinda non solo le festività ma anche parzialmente la corsa agli acquisti tipica del periodo. Saracinesche dei centri commerciali abbassate nei festivi e prefestivi, cosa che in questo ponte fa giocare d'anticipo i molti che puntavano al regalo. La scala delle priorità prevede anche dei sacrifici e quindi I regali quando andrà a farli? adesso. Mi ha costretto mia moglie e bisogna trovare il tempo durante la settimana. Lei condivide questa scelta? Per la sicurezza di tutti sì. Adesso, in questo momento facciamo lo shopping. Il decreto del 3 dicembre, per far fronte all'emergenza sanitaria, evitando gli assembramenti nei luoghi più frequentati, chiude gli esercizi all'interno dei mercati, dei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florvivaistici, tabacchi ed edicole, mentre fino al 6 gennaio è consentita l'apertura dei negozi al dettaglio fino alle 21.